rieccoci, non mi funzionava il microfono, ora funziona, e siamo tornati in diretta, primo confronto i giovani al voto del 2026, secondo evidentemente giovedì utile, ma non mi sembrava il caso di disturbare i nostri ospiti il 1 gennaio dopo tutti i festeggiamenti del Capodanno, per cui prima data utile, il primo confronto che andremo avanti ovviamente fino a prima dell'estate, per cui sarà un climax ascendente verso quelle che saranno poi le elezioni amministrative e forse provinciali del prossimo anno, e poi tra 2 anni le politiche e le regionali, per cui avremo carne al fuoco a non finire per i prossimi mesi. Con noi due amici che ci vengono a trovare strettamente ordine alfabetico. Diamo il benvenuto a Riccardo Dudine di Civica Idea Giuliana. Ciao Riccardo. Ciao, grazie mille per l'invito e buonasera a tutti E naturalmente. diamo il bentornato a un altro amico storico di Trieste Caffè, Enrico Sossi, ovviamente esponente autorevole del Movimento 5 Stelle. Ciao Enrico. Ciao Luca, ciao Riccardo e buonasera a tutti coloro che ci seguono. Ovviamente l'introduzione non era casuale, noi partiamo subito con Riccardo per la prima domanda. Parlavo delle prossimo anno in cui si voteranno le elezioni comunali e forse provinciali, proprio perché notizia di oggi che il 22 gennaio arriverà al Parlamento quello che dovrebbe essere poi l'atto finale per quel che riguarda non mi si vede, ecco, per quel che riguarda eccomi qua, per quel che riguarda le provinciali, appunto il ripristino delle province. Cosa ne pensate di questo ripristino? Siete favorevoli o contrario, no? Ma soprattutto, che funzioni dovranno e dovrebbero avere? Perché di fatto ancora si parla di province sì, province no, ma non si sa bene ancora se saranno elettive o meno, e soprattutto cosa faranno o meno. Prego Enrico. Prego Riccardo, scusa. Ah, ok. Non saranno sicuramente, a parer mio, le province de quo, ma saranno enti di vasta area. Sicuramente, e lo ripeto, non avranno un potere un po' più vasto territoriale e amministrativo rispetto a quello comunale, ma sicuramente non intralceranno l'azione legislativa della regione, a parer mio. Naturalmente si possono trovare in tutta Europa enti intermedi simili a quelli che vorrebbero essere proposti in Italia, e quindi che potrebbero essere anche utilizzati come esempio. A pa Secondo me ciò che secondo me dovrebbe fare Trieste sarebbe quello magari di creare una Trieste più vasta rispetto alla precedente provincia, concedendo poteri speciali di città metropolitana, e quindi ampliando anche l'influenza di Trieste non solo fino a Monfalcone come sempre è stato, ma anche a livello più ampio. E questo naturalmente darebbe anche più possibilità a livello industriale, e con nuovi programmi industriali che hanno le città metropolitane si potrebbe portare magari anche un impatto minore a livello ecologico. Enrico. Ma sì, un paio di cose. La prima è che le città metropolitane in questo caso non c'entrano a livello, di enti locali e istituzionali. Un'altra cosa secondo me da qui si dovrebbe ragionare, un altro aspetto, è il fatto che qua si parla di reintroduzione delle province e l'hai detto tu prima Luca, e quando poi si chiede: "Ma cosa andranno a fare queste province?" Non lo si sa. E questo secondo me perché effettivamente il vero motivo della reintroduzione delle province non è tanto il dire dobbiamo amministrare meglio, perché di fatto noi stiamo andando ad aggiungere un ulteriore livello amministrativo che con la burocrazia che abbiamo in Italia sappiamo bene che è un grosso problema. Quindi andiamo ad aggiungere un livello amministrativo senza ancora sapere a cosa ci servirà. Quindi forse la motivazione è un'altra, anche considerato che loro vogliono fare la provincia a livello elettivo, quindi vogliono far sì che i cittadini votino il consiglio provinciale come era una volta. La questione secondo me, guardiamo anche la situazione come adesso. Adesso c'è l'ente di decentramento regionale che ha un po' le stesse competenze che avevano le province una volta, ma che di fatto è un ufficio della regione. Quindi, non mi pare che al momento i cittadini percepiscano la necessità di un ulteriore, livello amministrativo, di un ulteriore ente. Anzi, il fatto che sia attualmente inglobato nella regione e che non ci sia quindi questo ente amministrativo in più,
chiaramente ha snellito alcuni passaggi a livello amministrativo. Detto ciò, è ovvio che la direzione che in questo momento ha il centrodestra è quella appunto di reintrodurre le province, come hai detto tu, il 22 ci sarà l'ultimo passaggio in Parlamento. Oggi l'assessore Roberti ha dichiarato che il 2027 a gennaio ci saranno le province commissariate, poi si voterà. Sarà da vedere cosa poi effettivamente decideranno di mettere all'interno di queste province. È ovvio che se all'interno di queste province dovessero inserire o dare delle competenze di una certa rilevanza, lì sarà appunto importante anche andare appunto a cercare di presidiare anche quell'ente proprio per garantire anche per andare a verificare l'azione chiaramente di chi lo andrà ad amministrare, se non addirittura amministrarlo. Però oggettivamente è abbastanza scontato per tutti che questo ente non è necessario e gli stessi i cittadini stessi non lo considerano fondamentale sicuramente per la macchina amministrativa del nostro paese e della nostra regione. Era Riccardo per le repliche, poi aggiungo un altro tema: quanto ai giovani appassiona il tema province sì, province no. Vai Riccardo, quindi sia delle repliche che questa domanda. Ok, allora io sì, mi scuso prima per aver detto città metropolitana, mi sono sbagliato, era area metropolitana, quindi chiedo scusa, perché magari ingloberebbe anche Gorizia e quindi porterebbe questo surplus. Naturalmente, a parer mio, rispetto a quello che hai detto tu, Enrico, gli enti che verrebbero inseriti metterebbero ordine all'interno delle regioni e quindi dividerebbero quello che hai detto tu, sta tutto dentro la regione, quindi amministrazione del territorio più programmazione legislativa e quindi snellendo un po' l'azione del regionale, quindi portandola solo alla legislativa e concentrarsi solo sulla legislazione, mentre questi nuovi enti concentrarsi pressoché sull'amministrativa. Quindi secondo me non trovo questo problema. E i giovani invece sono interessati o no al tema, secondo te Riccardo? O non gliene frega niente sostanzialmente, diciamo Eh, chiaro. allora, io non ho mai parlato con dei miei amici di province e quindi No, non... no, non credo sia un grande problema questo, non credo che siete gli unici che andate in giro a parlare No, di sì, programma però regionale. Sì. non c'è tanto... tra le mie conoscenze non c'è tanto interesse a Tra i livello giovani. delle province. Prego Sì. Enrico, repliche e poi la risposta a questa domanda. Ma guarda, do brevemente la risposta a questa domanda, nel senso che io ogni tanto parlo, sono già da un paio d'anni il tema delle province, ogni tanto mi piace provare a parlare con la gente, ma ho capito negli anni che la gente non è che interessi tanto parlare di province, anche perché, come dicevo, la gente non percepisce la necessità di questo nuovo ente. Però gli altri del Movimento 5 Stelle sanno che è un tema a cui ogni tanto parlo e li stresso su questo qui, però oggettivamente è un tema che se dovessero arrivare questo nuovo ente si tratta di chiaramente un'ulteriore spesa, tra virgolette, ai danni delle casse regionali e quindi anche di soldi che sono dei cittadini e quindi secondo me è un tema che dovrebbe interessare. Poi dopo mi interessa anche proprio la questione dei livelli istituzionali. Io posso capire l'argomentazione di Riccardo sul fatto di integrare all'interno di questa dal punto di vista amministrativo più territori, quindi Trieste, estenderci anche fino a Gorizia per anche dare un po' di valore in più al territorio goriziano, però oggettivamente per una regione da 1.200.000 abitanti circa, non ne vedo questa necessità. Vi ricordo che praticamente il numero di abitanti cioè praticamente della nostra regione è molto più inferiore di altre città, penso anche di altre regioni, penso Lombardia, penso Lazio, le cui stesse città hanno una popolazione molto più alta rispetto alla nostra regione. Io non vedo questa necessità e così anche la maggior parte dei cittadini, perché avere un ulteriore ente, avere un consiglio provinciale che deve che io vi ricordo che un consiglio provinciale ha dei gruppi consigliari, ha delle segreterie, che è tutta una cosa che va a una spesa, incarico in più chiaramente pagata coi soldi dei cittadini attraverso le tasse, chiaramente per fare cosa? Per decidere su che strada asfaltare prima, cosa che in realtà la può tranquillamente fare anche un ufficio amministrativo che già attualmente fa, motivo per cui, come dicevo, né io né anche tanti cittadini non vedono questa necessità. Benissimo, perfetto. Passiamo al prossimo tema. Siamo puntuali a Asburgici.
Partiamo con Enrico. Un nostro lettore qualche giorno fa ci ha mandato un rendering di una proposta di una riconversione del Sono degli Incanti che lui vedrebbe trasformato in biblioteca, e ci ha inviato questa foto di questa Salone degli Incanti, che è una biblioteca peraltro ha fatto numeri eccezionali sia come interazioni sia come numeri, è stata estremamente apprezzata questa idea qua. Il giorno dopo un altro lettore invece, diciamo che non è voluto essere da meno, non si è trovato eccessivamente d'accordo con l'idea della biblioteca, e ha chiesto secondo lui di fare una sala concerti, e anche in questo caso ha mandato un rendering, che è un rendering anche bellissimo, no? Quindi la mia idea è: Salone degli Incanti, come lo vedreste anche magari per dare magari più accessibilità, più fruibilità e più spazio ai giovani? Partiamo con Enrico. Ma allora, premetto che ho visto anch'io i rendering ed erano oggettivamente anche molto carini, nel senso che chiaramente, fatti con intelligenza artificiale, è venuta anche l'idea, insomma, sono simpatiche e quant'altro. Diciamo, i rendering solitamente poi vengono fatti col computer, dunque diciamo Sì, che sì, no, no, ma per dire che comunque, pur essendo una cosa fatta a livello di intelligenza artificiale o quello che è, comunque l'idea era anche simpatica da vedere, è interessante anche discuterne. Diciamo che, io penso che la questione delle mostre temporanee sia abbastanza importante per la nostra città e che, secondo me sarebbe importante appunto che si mantenga uno spazio all'interno di Trieste per poter fare questo tipo di mostre. Secondo me quello del Salone degli Incanti è come dire, è un'area che è abbastanza, almeno idonea a quello. Io sono andato a vedere diverse mostre, devo essere sincero che secondo me sono state allestite molto bene in quell'impianto, e secondo me sarebbero eventualmente, se si volesse cambiare la destinazione d'uso, cioè la destinazione d'uso, come dire, un po' lo scopo del Salone degli Incanti, sarebbe allora da individuare anche un'alternativa per queste mostre temporanee. Diciamo che secondo me quell'area lì, delle rive, io penso anche all'acquario che adesso hanno rimandato l'apertura, che, c'era sul quotidiano locale, sul Piccolo, era evidenziato che per via della sua chiusura praticamente la città ha perso, 1.500.000 di euro che avremmo potuto chiaramente prendere da ricavare dall'acquario, che attualmente ci sono ancora dentro gli animali, quindi c'è anche dietro anche una grossa spesa, però rimane chiuso. Diciamo che quell'area lì, secondo me, da questo punto di vista di questi edifici che possono contenere mostre, come dicevo, acquari e quant'altro, secondo me serve appunto da fare un ragionamento anche un po' complessivo, quindi non da ragionare solo in cosa vogliamo nel Salone degli Incanti, ma cosa vogliamo a livello culturale all'interno della nostra città e dove poi lo andiamo a sistemare, anche tenendo conto di quello che ci sarà in Portovecchio, no, dei magazzini, e quindi cercare di capire come distribuire al meglio la cultura all'interno della nostra città. Prego Riccardo. Beh, allora mi riaggancio un attimino a quello che ha detto Enrico riguardante le varie mostre. Sono sicuramente mostre di alto livello, quindi mi trovi pienamente d'accordo. Abbiamo visto attualmente Tolkien, bellissima mostra a parer mio, ma anche precedentemente quella di Salgado, una delle ultime mostre, ricordo, a cui ha partecipato il fotografo prima di lasciarci. Quindi sicuramente ha un grandissimo carattere culturale il Salone degli Incanti, ma son già state fatte e vorrebbero già essere portate avanti proposte su cosa fare all'interno del Salone degli Incanti. Una di queste parte appunto dall'assessore, Rossi, che vorrebbe fare un giardino d'inverno, una idea che manca, uno spazio che manca a Trieste, che quindi sarebbe per tutti, con spazi dove i ragazzi potrebbero studiare, e quindi luoghi in cui comunque tutta la cittadinanza, i cittadini triestini potrebbero incontrarsi grazie anche a un bar che verrebbe allestito all'interno, e successivamente costruire un secondo piano in cui valorizzare e promuovere gli alimenti locali del territorio. Quindi a parer mio si possono fare molte cose, il Salone degli Incanti è molto grande, quindi c'è molto spazio, e quindi non trovo cioè penso che il comune abbia molte possibilità su questo scopo riguardanti questo. Benissimo, allora andiamo alle repliche, poi la domanda che vi pongo è proprio sulle mostre. Secondo voi che mostre dovrebbero essere organizzate per
attirare l'attenzione ancora maggiore per il pubblico giovanile? Cioè, i giovani cosa vogliono vedere, in poche parole? Vai Enrico. Allora, io parto dalla replica perché la domanda che hai fatto per me è particolarmente difficile perché posso rispondere per i miei interessi, posso rispondere un po' meno sugli interessi collettivi. Però rispetto alla replica di questo ipotetico giardino d'inverno, che è anche un nome abbastanza carino, si potrebbe anche scriverci un libro se non esiste già, mi viene in mente però il fatto che si vuole fare lì un giardino all'interno del Salone degli Incanti, però nel resto della città vediamo, basta camminare in giro per il viale, ma anche per tutte le altre aree della città, tutti gli altri rioni, tutti gli altri quartieri, che invece sul verde pubblico il comune sta facendo grandi danni, sta veramente abbattendo una marea di alberi. Ora, è ovvio che li abbatte perché c'è una necessità di abbatterli, però non fa prevenzione affinché quella necessità di abbatterli non vi sia. Quindi mi fa un po' sorridere il fatto che il comune pensi a costruire questo giardino al chiuso, sarebbe poi da definire cosa si vorrebbe nel dettaglio, quando al contempo nelle aree in cui il verde pubblico dovrebbe invece esserci, di fatto il comune non sta facendo a sufficienza il suo lavoro. E questo anche perché c'è un ufficio del verde pubblico del Comune di Trieste a cui andrebbero date anche più risorse, perché chiaramente sono funzionari competenti, ma che chiaramente se non hanno le necessarie risorse a disposizione per portare avanti il loro lavoro, diventa difficile. Rispetto alla domanda su cosa vorrebbero i giovani, come mostra non saprei. Io sono andato a vedere, mi ricordo soprattutto la mostra sui videogiochi, poi anche una del Lego era abbastanza carina, poi Salgado anche me, da quando abbiamo entrato a scuola mi anche piaceva, le ho trovate particolarmente interessanti e ho visto che interessavano sia un po' di giovani che anche chi aveva anche una certa età, mezza età o anche anziani. Secondo me sarebbe da alternare, fare magari appunto delle mostre che possono essere più attrattive per una fascia d'età e magari la volta successiva se ne fa un'altra per una fascia d'età differente o comunque cercare eventualmente di raccoglierne il più possibile, ecco. Poi dopodiché io mi spiace, ma su questa domanda non mi viene di rispondere cose nello specifico. Prego Riccardo. Beh, allora prima mi risponderò alla domanda che hai fatto tu, Luca, e dopo risponderò a Enrico. Cioè, è molto difficile, a interessi miei soggettivi, ciò che viene portato a Trieste mi interessa molto perché sono un grande fan di Tolkien, mi piacciono le mostre di Salgado, quelle che ho riportato, quindi per me, a me piace che continui così. Naturalmente, sì, non sono mostre per tutti, non piacciono a tutti. Sì, si potrebbero portare mostre separate e comunque anche il Salone degli Incanti è molto grande, si potrebbe magari rivalorizzare un pochino e separarlo e creare due mostre contemporaneamente, magari. Non lo so, è stato portato mi sembra la mostra dei Lego un anno fa se non sbaglio, quindi comunque viene portato molto un grande bagaglio culturale che ricopre tutte le fasce d'età. Rispondendo a Enrico velocemente, invece, prima risponderei a ciò che hai detto sul fatto delle perdite che ci sono state a livello economico, anche a caso dell'acquario. A parer mio e da quel che so, la città, grazie al centrodestra, fa numeri enormi a livello turistico, quindi ci sono sicuramente più ingressi a livello economico. Il bilancio annuale che è stato fatto quest'anno ha dimezzato, cioè sono stati dimezzati i debiti del bilancio da quando il centrodestra è entrato nel Consiglio Comunale, quindi secondo me non è sbagliato e sta facendo un ottimo lavoro e lo investe sicuramente anche per i cittadini. Sul verde pubblico, e qua concludo, ci sono varie, a parte ciò che viene fatto in modo obbligatorio, magari di carattere prioritario, e quindi magari abbattere degli alberi con rischio di caduta. Ho visto, ero presente quando sono stati piantati degli alberi davanti al ristorante Pino sulle rive, sono stati piantati degli alberi da parte del Yacht Club Adriaco, quindi naturalmente il comune si sta impegnando, ha messo a dimora più piante di quelle che abbiamo tagliato
secondo il bilancio di questo luglio, dello scorso luglio, scusate, quindi secondo me sta mettendo nuove risorse in atto. Benissimo, perfetto, bravissimi come tempi asburgici, avete sforato solo di 10 secondi, per cui devo dire la verità, notevole su 20 minuti. Per concludere ovviamente la domanda che ci accompagnerà anche quest'anno, quindi partiamo con Riccardo, quindi vediamo un po' come è cambiato rispetto all'ultima vostra partecipazione, se è cambiato meglio la risposta. Al momento chi è il candidato sindaco favorito per l'altra coalizione? Vediamo un po'. Perché stiamo vedendo che parecchi ospiti cambiano di volta in volta nome a seconda un po' di come si evolve la situazione. Oggi, Riccardo, secondo te per centrosinistra? Io mi sa che resto a quello che ha risposto, mi sa un anno fa oramai, anche un po' di più, che potrebbe essere la terza, in quanto ho detto che Russo secondo me si candida per le regionali. Enrico? Ma a 'sto punto, per non andare a fare vera e propria speculazione, ma per dire un nome che è già uscito perché si è autoproposto, direi il sindaco di Muggia, Tuali Polidori, che poi io spero, se devo proprio fare il sindaco, che resti a Muggia, però neanche tanto per i muggesani, però attualmente è un nome che poi dipende anche dagli equilibri Eh, con Fratelli d'Italia, come se la gestiranno con la regione, però è ne, un nome che è uscito. ne volete saperne una? Il confronto Vai. i due nomi che avete fatto oggi sono gli stessi che sono usciti ieri. La Ah terza e sì? Ah. Polidori sono esattamente la stessa coppia, quindi insomma, se voglio dire, già Perché sono gettonati. due su due, però Infatti. è già interessante, no? Peraltro ieri abbiamo avuto come ospiti, abbiamo avuto la Lega e comunque ancora Adesso Trieste. e adesso Trieste, per cui effettivamente insomma abbiamo comunque 4 partiti diversi, per cui confermiamo questi nomi. Benissimo, ringraziamo per essere stato con noi Riccardo Dudine, responsabile giovani, se non sbaglio, di Civica Idea Giuliana, Enrico Sossi, Movimento 5 Stelle. Noi ci vediamo fra qualche minuto per parlare di Movida e nottate, sapendo che, attenzione, lunedì alle 21 parleremo ovviamente della questione successa in Svizzera. Quindi noi alle 21 sul tragitto transmontana e tutto quello che riguarda la legislazione italiana ne parleremo lunedì alle 21. Un saluto a tutti e arrivederci.